Salve, si sente bene? Per quelli collegati fatemi sapere se si sente bene la voce, perché sto... Penso di sì perché il cellulare si sente bene, Ecco, ok. Qui è tutto fatto in casa, cioè tutto fatto improvvisato. Buonasera a tutti, buonasera, oggi 10 agosto 2020, sono le 11.05, 11.06, una buona serata a tutti, ci troviamo qui per fare un altro unboxing, come al solito mi conoscete, io sono Reni J e faccio un sacco di unboxing, ma non solo di vinili, un po' di tutto, insomma, quello che può essere utile. Le cuffie fanno figo, uno mette le cuffie, ma tanto non servono a niente, Quindi, salve Congi! Ben trovato Congi. Purtroppo ho attaccato uno spinotto e quindi non... adesso mi state sentendo con un altro microfono perché qui tra i microfoni delle webcam, il microfono esterno, il microfono che sta attaccato di là, ci stanno tanti microfoni, quindi salve Mirko. Io vedo qui dalle chat, salve, salve, benvenuto, benvenuti a tutti. Dobbiamo fare oggi un unboxing di un pacco un po' pesantuccio. Ho fatto un altro diciamo acquisto e quindi tra l'altro lo volevo fare da giù, dalla sala hobby, ma è troppo complicato lì. Tra l'altro lì c'ho anche la webcam in HD, qua invece c'ho una webcam così da battaglia della Logitech, anche un po' vecchia, però come vedete funziona bene. Qui ho acceso tutte le luci, quindi mi sembra che mi dovreste vedere bene, abbastanza bene. Ok? Quindi dovremmo stare in diretta sia su Twitch, sia su YouTube che su Facebook. Non lo so se è così, però così dovrebbe essere tramite Restream, questo servizio che ci permette di andare in diretta contemporaneamente su più piattaforme. La base è sempre ovviamente OBS, Poi se ogni 5 secondi ti si blocca il video, a me è da tutto verde per adesso. Io vedo proprio qui davanti a me c'ho la schermata di OBS, c'ho la CPU intorno al 30% e non mi dà nessun frame perso, niente, fotogrammi persi 0%, live da 8 minuti e 30 secondi e stiamo trasmettendo a una media di 2,9 MB, tra i 2,6 MB e i 2,9 MB. Ok, ciao Deep, benvenuto anche al grande Deep che, che è passato qui a trovarci per vedere cosa conterrà questo pacco, e quindi niente, adesso andremo a sballare questo pacco e vedremo cosa conterrà. Poi ovviamente nella descrizione vi indicherò anche da chi l'ho comprato, come potete fare per acquistare questi vinili, perché io come sapete li acquisto innanzitutto possibilmente in stock, ok? E quindi niente, ecco, questo già l'ho levato, rompiamo tutto. Allora vediamo, analizziamo prima un po' il pacco, come lo posso aprire per fare prima. Allora proviamo a levare qua, perché poi questi pacchi vengono imballati bene proprio per evitare che durante il trasporto succeda qualcosa. Allora questo finisce qui, quindi io lo riapro da qui. Vediamo se faccio danni facendo così, non mi pare. Allora voi pensate che sia facile fare l'unboxing in diretta, ma qui ci mettono le mani i corrieri, chi lo imballa cerca di imballarlo al meglio possibile per evitare danni. Poi ci sono pure i corrieri, e quindi ragazzi, allora qui sicuramente c'è da tagliare e tagliamo qua, tagliamo anche qui. Ok, e diciamo che qui l'abbiamo aperto. Poi qui sotto
io perché non voglio rompere ulteriormente il pacco, facciamo così e su. Porca miseria. Ok, miseria, sto scotch per i pacchi resiste, e si attacca. Va bene, noi andiamo avanti, tanto vi porterò via poco tempo, poi se avanza un po' di tempo e se c'è qualche disco che vi piace magari lo sentiamo. Ci mega al secondo, può darsi questo sia il motivo. Eh sì, io calcolo che sto trasmettendo a una risoluzione abbastanza alta, ti ho detto, io sto trasmettendo a 2,7 MB in questo momento, quindi è abbastanza alta come frame rate. Chi non ha 2 MB di connessione non riesce a vedermi in tempo reale. Ho voluto fare questa prova per vedere se riesco a mantenere questa velocità di trasmissione, anche se tanto la webcam che sto usando ora assolutamente non è alta risoluzione, tutt'altro. Allora, quanto scotch. Vabbè ragazzi, così si fanno gli unboxing, io voglio capire, però poi come. Porcaccia miseria. Vediamo questi altri. Allora, niente, è attaccato proprio bene sto scotch. Lotto Mix. C'è scritto Lotto Mix 1, Lotto Mix 1. Ok, vai che ci siamo. Mi sa che non ci siamo manco per niente, perché qui toccherà levare pure questa che è stata messa così e noi non ci facciamo prendere dal panico. Già i complimenti per l'imballo, perché quasi non si riesce a sballare sto coso. Era roba mia, sai da quanto tempo avevo perso la pazienza io, uff. Salutiamo chi si è collegato. Ciao Mirko, Mirko Maffia, collega Telecom, Tieto, eccetera. Pensa te chi si risente. Ciao Mirko, come ti va? Io sono passato dai computer ai vinili. Ecco, vediamo un po' qui come cacchio devo fare poi. Oh, forse ci siamo, via. 10 minuti per sballare un pacco. Sì. Poi chi è? La resistenza. Oh, ammazza che anima di pacco, ragazzi. Ma come fa tutto un collare qua? Questo non capisco. Allora, sto facendo un po' un casino oggi, vedete che sono pure stanco, Eccoci, vai, ci siamo. Voi scrivete, Video Renato, perché si è bloccato video? A quanto stai trasmettendo? Adesso sto a 2005, 2 mega e mezzo. Perfetto, ci siamo riusciti. Qui adesso apro e vai. Non vediamo niente. Lo mettiamo qui il pacco, così voi non vedete.
e noi cominciamo a fare questo unboxing di vinili. Allora, non so chi altro è rimasto connesso, se vi state annoiando potete pure cambiare canale. Allora, e noi invece andiamo e cominciamo a vedere. Tac! Questo è Francesco Baccini, Ladri di biciclette sotto questo sole, remix di musica italiana sotto questo sole, Ladri di biciclette e Francesco Baccini. Ok? Poi, come vi ho detto, se c'è un attimo da tempo, io l'ho collegato il giradischi. Andiamo avanti. Io di questo ho la versione normale, quella blu o verde, non mi ricordo, mi sembra che era blu. Questo invece è Giovanotti, questa è la mia casa e questo dovrebbe essere il remix. E infatti c'è scritto Quango Remix e questa è la mia casa remix Giovanotti. Questa è la versione così e dietro ovviamente il vinile è così. Questa è la mia casa. La casa dov'è? Bellissimo pure questo vinile di Giovanotti, si va ad aggiungere alla mia collezione di mix di musica italiana. Continuiamo ad andare avanti. Questa è La regola dell'amico degli 883, eccoli. Purtroppo la telecamera non riesce a mettere bene a fuoco, però si legge benissimo 883 ed è La regola dell'amico su una copertina però di quelle standard, di quelle neutre, però la regola dell'amico non sbaglia mai. Poi c'è sta Devotional Mix e Original Dance Mix e di qua c'è la Silver Mix e l'album version. Bene bene bene. 883 La regola dell'amico. Continuiamo con gli 883 Viaggio al centro del mondo. Bellissimo questo mix. Viaggio al centro del mondo. Guardate che bel mix. Questo c'ha una copertina molto molto bella. Questo c'ha il mosso club, il mosso radio edit, mosso latino e l'album version. Ok? Qui stiamo parlando degli 883 Viaggio al centro del mondo, cantata da Max Pezzali. Qua mi pare che eravamo, se non mi sbaglio, nel 99, a ridosso degli anni 2000, vabbè. Grandi, c'ho un sacco di mix degli 883 e piano piano li vorrei mettere un po' tutti quanti insieme. Allora, poi c'è Luna Pop, Un giorno migliore dei Luna Pop. Chi se la ricorda questa? Bellissima pure questa, Un giorno migliore dei Luna Pop. Ok? Poi alla fine questo mi ci ha messo pure questa, che è la versione, quella blu che vi dicevo, questa già ce l'ho, però fa parte di un lotto, quindi magari la userò come disco doppio. Questo già ce l'avevo. Questa è la mia casa e qua c'è, questa è la mia casa, c'è la Party Remix e questa è la mia casa, la V Mix. Poi al lato B c'è la Mind Mix, questa è la mia casa, la Madansky Remix, questa è la mia casa, Madansky Catania Remix, tutti remix, 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 and the Rappers. Ok? Allora, Un giorno migliore, sì, è molto bella, sì. Pure quelle degli 883, sì, sono molto belle. Andiamo avanti, Max Gazzè. Una musica può fare, ovviamente remix, che magari si può sentire tranquillamente. Max Gazzè, eccolo qui il disco di Max Gazzè. Belle sempre anche le copertine, che io come sempre seguitemi su Instagram, che io le pubblico tutte poi le copertine. Allora, Marina Ray Primavera Remixes, questi sono i remix Marina Ray Remixes. Allora,
Spanish primavera, folk up primavera, instrumental primavera, original, bonus beat e club mix. Vabbè, questa è Marina Ray primavera remix. Andiamo avanti. Biagio Antonacci Iris, bellissima questa di Biagio Antonacci Iris. Questo c'ha l'etichetta, questa veniva proprio apposta messa, infatti qui c'è il bollino sia e infatti c'è scritto Iris Many Records, infatti corrisponde, quindi diciamo l'involucro, questo nero è proprio quello suo originale, e questa viene messa in, diciamo, in fase di stampa del vinile. Ok, di solito c'è pure le copertine con scritto, in questo caso Many Records da tutte le parti, che c'è un bel logo, la Many Records. Ok, continuiamo perché ancora non abbiamo finito. Dimmi di sbagliato che c'è dei Sottotono. Sottotono, dimmi di sbagliato che c'è. Ok, pure qua ci sono 5 versioni, eccole qua, bellissimo vinile anche questo. Dimmi di sbagliato che c'è, new version tra l'altro. Sottotono, come vedete tutta musica italiana. È un giorno migliore, sì, bella bella, sì, è effettivamente molto bella. Andiamo pure questa, si conosce, molto famosa, Neck, Laura non c'è e Sei grande. Sei grande c'è l'album version, la seconda del lato B, mentre Laura non c'è abbiamo una extended instrumental mix, poi c'è l'extended vocal version e la radio vocal version. Ok, questo è Neck, Laura non c'è, è andata via. Bellissimo anche questo disco, contiene le versioni remix. Ok, ok, andiamo, questo era molto ricercato, gli Articolo 31 in questo periodo andavano per la maggiore. È Natale ma io non ci sto dentro, c'è pure Capodanno danno, cioè gli Articolo 31 quando J-Ax e DJ Jed cantavano ancora insieme. Eccoli qua, J-Ax e DJ Jed, Capodanno danno, bellissimo, questo era il tempo, sì, loro hanno avuto un sacco di successo a partire da Maria Maria, quelle canzoni lì, troppo bello. È Natale? È Natale? Bello, 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 molto molto bello, bellissimo, pure questo degli Articolo 31. E continuiamo con gli Articolo 31, così e cosa degli Articolo 31, e c'è anche Così mi tieni. Stiamo parlando del 97 ragazzi, 97, era qualche anno che gli Articolo 31 già stavano sempre ai primi posti delle classifiche. Pure questo è bellissimo, Così e cosa. Self distribuzione vinile del 1997. Ok, noi andiamo avanti, non ci fermiamo mai e andiamo con Marina Ray. Questa è la versione originale di Primavera, quello che abbiamo visto prima che era tutto colorato, che era il remix, cioè questo è il remix e quell'altro erano le versioni normali. Come vedete qui c'è scritto remix, al contrario, vabbè, remix, ho l'effetto specchio, Marina Ray Primavera, e c'è pure Dentro me al lato B, come potete ben vedere. Ok, ok, passiamo a quelle, diciamo, questa è straniera, questa è One dei Bee Gees. Guardate che bel disco, Bee Gees One, guardate, bellissimo questo, bello 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 questo, One dei Bee Gees. C'è addirittura, c'è 12 inch dance version del 12 pollici, dance version, poi c'è One LP version, quella che uscì nell'album proprio, e poi c'è pure Flesh and Blood, sempre la versione LP.
quindi ci sono 2 brani presi dall'LP e invece uno che è la dance version a 12 pollici. Ok, noi andiamo avanti e questo è Samuele Bersani Coccodrilli Remix. Questo non so come farvelo vedere bene perché la videocamera non riesce tanto a mettere a fuoco, comunque si legge Samuele Bersani Coccodrilli Remix. Ok, adesso qualcuno ce lo sentiamo, provo a metterlo e vediamo che succede. Questo è Samuele Bersani Coccodrilli Remix. Andiamo avanti. I feel you, ti sento, Mattia Bazar. Sbaglio? No. Mattia Bazar, I feel you. Eccolo qua, il lato B, I feel you. Mixed by Mama. Bello pure questo. Andiamo avanti. Soerba, I am happy. Remix ovviamente anche questo, I am happy. Guardate che bello. Soerba, I am happy. Bello, bello, bello. Molto bello. Poi abbiamo Willie Smith, Wild Wild West. Questo è Willie Smith, Wild Wild West. C'è sia la versione strumentale radio version, poi c'è una versione, ecco, a cappella pure. Questo è il dietro, ragazzi, bellissimo, questo tenuto proprio bene bene bene. Bellissimo vinile. Ok, poi vediamo questo facile 909 Records album version, facile radio edit Delta V. Questo è Delta V, eccolo qui. Qui quando facevano la pubblicità Gemini, Stanton e Newmark, ragazzi, questi sono marchi storici, sì, Pioneer DJ, quello che volete, ma quelli che hanno fatto la storia negli anni 90, Gemini, Stanton, Newmark un po' di meno, però diciamo pure la Newmark, però Gemini, Stanton per le puntine, Gemini, sono belle marche queste. Allora andiamo avanti. The Offspring, Pretty Fly. Guardate questo, qui è da rincollare, le copertine ovviamente sono un po' da sistemare, ma quello ci metto un po' di colla io. Eccoci qua, The Offspring, Pretty Fly for a White Guy, bellissima anche questa, bellissima copertina. Ok, andiamo avanti perché ne mancano 2, 3. Allora, A Fuego Lento, questa sarà latinoamericana, questi li ho trovati sempre nello stock, Original Remix, eccoli qua. Ok, ok, Mr. Telephone Man, telefono col disco combinatore da una parte e con i tasti dall'altra, Mr. Telephone Man. Belli, i vinili sono sempre belli, pure da vedere queste copertine tutte belle disegnate. E questo è l'ultimo, You Get What You Give, New Radicals. Ciao Roberto, eccoci qua. Ok, ora io volevo provare, allora io intanto mi levo le cuffie, tanto non servivano a niente, erano per bellezza. Allora volevo provare a fare una cosa, lasciando sempre magari più bassa la mia voce,
volevo linea in, se io l'attivo, no, c'è qualcosa che non va. Linea in, audio del desktop. Ma aspetta un attimo. Io accendo qua. Aspetta. Webcam no. Microfono ce l'ho attivo. E io su linea in devo attivare. Prova. Linea in, adesso c'è il microfono questo qua. Quindi io... Prova, prova. Non funziona niente. Niente. Lo so, viene tutto dal microfono adesso. Non si può sentire così. Purtroppo OBS da questo punto di vista è un po' cattivello, perché non ti fa attaccare i vari jack. Nel momento in cui io stacco un jack succede un macello poi, perché io ce l'ho attaccato quello della linea, ma non mi misura la linea in. Ah, forse si sente? No. Così si dovrebbe... No, così c'ho il microfono Realtek su linea in, che non va bene. No ragazzi, non si può fare, perché attaccare il microfono qui dove dice linea in no, non si può fare, non si può fare. Qui c'è qualcosa con la scheda audio. Vabbè ragazzi, io allora niente, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo unboxing. Ci ho provato, sì, infatti Deepak me ne ero accorto che distorce tutto, non si sente niente, me ne sono reso conto, infatti ho cercato di risolvere il problema, ma con OBS già lanciato in diretta
non devo muovere spinotti, se no OBS non riesce poi a capire da dove prendere la sorgente. Pensate che adesso ho il microfono su linea in invece che su mic in, quindi linea in invece io l'ho sempre usata per attaccare l'amplificatore. Vedo se riesco, riapro subito la diretta e ne facciamo un'altra solo ascolto, ok? Oh, ciao Alessandro, tu non chiudi mai per ferie, complimenti per il tuo lavoro. Per chi abita a Roma andate a trovare Alessandro Aceto per diciamo, installare antifurti, ma soprattutto andate a vedere i trofei che ha vinto per quanto riguarda gli impianti audio, ma di qualsiasi cosa sta su quattro ruote. C'avete un camion, c'avete un Fiorino, c'avete una Ferrari, c'avete un Panda, va benissimo, lui saprà trovare senz'altro l'impianto adatto al vostro veicolo, qualsiasi esso sia. Quindi viene da anni e anni di esperienza. Un grandissimo, insomma. Sta per adesso ancora a Via del Casale Agostinelli. Seguitelo su Facebook. Questo è quello che vi posso dire. Dynamic Audio System. Ok? E niente, detto questo, sì, vi devo salutare perché non riesco a configurare bene OBS. Magari apro un'altra diretta senza microfono, ma solamente con lo stereo, e così vediamo di sentirci qualche disco insieme se non volete andare a letto. Ci proviamo, io ovviamente qui sopra c'ho un solo giradischi, quindi lo sentiamo uno dopo l'altro. Ok? Per ora ci abbiamo provato. È tutto, vi ho fatto vedere quanti sono. 1, contiamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok, sono 24 vinili. Grazie a tutti di nuovo e alla prossima. Grazie.